Quando un uomo fa il cascamorto con una bella ragazza, quell'atteggiamento di smorfioso, bell'imbusto, diciamo, del corteggiatore un po' troppo galante, a volte pure un po' affemminato, a Napoli si usa dire chi le va sempre facendo un faranella. Ecco, una fidanzata al fidanzato dice mi raccomando non fu faranella. Ma da cosa deriva questo termine? Qual è il riferimento semantico di Farinelli? C'entra forse il cantante castrato settecentesco, Carlo Broschi, in arte Farinelli. È noto, Napoli nel Settecento era la capitale europea della musica. I 4 conservatori napoletani sfornavano fior fiore di compositori e la scuola di castrati napoletani, quelli che conservavano la voce bianca e una crudeltà immane, ma consentiva loro di conservare questa voce angelica, era la scuola più famosa d'Europa. I 3 grandi cantanti castrati più famosi erano sicuramente Gaetano Majorana, che abitava da queste parti, era detto Caffarelli perché è allievo di Caffaro, e addirittura viene citato da Rostini nel Barbiere di Siviglia come esempio di bel canto, per capire quanto eravamo straordinariamente importanti in tutta Europa. L'altro era Nicolò Grimaldi, detto Nicolini, il quale è famosissimo a Napoli perché fu colui che portò dall'Inghilterra l'unico vero esemplare del bastone di San Giuseppe, ovvero Mazzarella e San Giuseppe, che non si deve sfruguliare. Ma la star incontrastata del canto classico era sicuramente Carlo Broschi, in arte Farinelli, un cantante che veniva richiesto da ogni corte europea, un cantante eccessivamente galante, eccessivamente gentile. Per questo motivo quando qualcuno fa un po' il cascamorto in maniera eccessiva nei confronti di una ragazza, viene paragonato probabilmente all'eccessiva gentilezza del nostro Carlo Broschi, detto appunto Farinelli. O forse la spiegazione è un'altra, probabilmente quando si dice Farinelli ci si riferisce alla farina setacciata. Quando un autore che era un po' avanti negli anni, un attore veniva chiamato a interpretare un ruolo giovanile, ecco, in un'opera, era costretto, come devo dire, a stendere le rughe, a sembrare un po' più giovane. Per questo motivo veniva utilizzato la cipria, ma la cipria veniva dall'isola di Cipro ed era costosissima, e allora a Napoli si sostituiva con questa più economica farinella che stendeva. E quindi quando qualcuno è chiamato a svolgere un ruolo diverso da quello che è un ruolo di giovane galante, viene paragonato a colui che fa un grande uso di farinella. Ma la persona svenevole, lo sdoccinato, a Napoli è anche chiamato un nacknel, che è un francesismo, viene da il nacknail, non ha che un occhio, era come quello che avesse il monocolo, che guardava di lato, ti guardava torvo, come se la cosa non gli interessasse, come se avesse un occhio solo, un nacknel. Dal francese viene pure chi era un battirocchie, battant l'ail, il mio francese è pessimo, che era un cappellino che aveva appunto una coda che batteva sull'occhio. Ma in generale colui che fa sempre il troppo fintamente gentile, troppo cerimonioso è fomant seniel, fo prutusuniel, quello che sta sempre in mies, o ancora peggio, fo pucchiacchiel, fo nacr, ecco, diciamo la verità, fo chiacchiel. Insomma, i modi per definire la persona che è fintamente gentile sono tantissimi. Un esercizio per oggi, ti prego di trovare fra i tuoi amici, nelle tue conoscenze, almeno uno che sia un po' mantesniel, un po' pucchiacchiel o un po' nacknel.